Voglio portare i miei saluti alla Lega Calcio Friuli Collinare in occasione dell'evento che si terrà questa sera. Mi voglio scusare perché dovevo essere presente, ma purtroppo degli impegni improvvisi mi hanno impedito di esservi, ma voglio fare questo video per testimoniare la vicinanza dell'amministrazione regionale, soprattutto per un evento di questo tipo, perché questo evento rappresenta la ripartenza e la voglia di rimettersi in discussione. La pandemia ha colpito drammaticamente tutto il mondo sportivo, in particolare quello amatoriale, che è quello che sta più a cuore all'amministrazione regionale. Grazie ai valori dello sport, proprio quello amatoriale, riusciamo a formare i cittadini di domani, dediti non al guadagno, ma al sacrificio, al confrontarsi in una squadra e con altre persone, al crescere insieme, al saper perdere e al sapere rialzarsi. Questo forma i cittadini di domani, che magari non saranno campioni sportivi, non tutti almeno, ma saranno sicuramente dei cittadini formati a vivere e far crescere la nostra comunità. Inoltre, la pandemia ha messo a rischio la partecipazione dei giovani alle attività sportive. Questo è particolarmente preoccupante proprio per le giovani generazioni e dunque l'attività di promozione delle opportunità che la Lega Calcio Friuli Collinare può garantire alle comunità è fondamentale e per questo vi ringrazio dell'iniziativa che avete voluto fare e troverete sempre la Regione al vostro fianco.